bentornati, Sardegna Storica, ci immergiamo, preparatevi, ci immergiamo nella civiltà nuragica e ci immergiamo con, insomma, navighiamo bene stasera, vi preparatevi. Riccardo Cicilloni, professor Riccardo Cicilloni, Marco Cabras, benvenuti. Università di Cagliari riunita. Intanto entriamo prima mettiamo questa forbice un po' temporale prima e poi cerchiamo di capire che cosa si intende per civiltà nuragica. So che sarà la prima domanda dei tuoi esami, me lo immagino. No, allora in realtà io essendo un periodo storico-culturale molto lungo che dura quasi un millennio, diciamo che possiamo far iniziare la civiltà nuragica attorno al XVIII secolo a.C., quel periodo che noi chiamiamo il periodo del bronzo medio, che è caratterizzato dall'uso del bronzo appunto per fabbricare manufatti, e poi arriva, diciamo, chiaramente le civiltà antiche non hanno una fine, diciamo, la scadenza. Un capitolo, a pagina 7. Però possiamo dare delle date convenzionali. Io fra le date convenzionali preferisco il 510 a.C., perché abbiamo un primo documento per cui la Sardegna passa, è il primo trattato tra Roma e Cartagine, la Sardegna passa in quel momento sotto un influsso cartaginese. È forse in quel momento in cui non c'è più la Sardegna nuragica. Tarquinio il Superbo l'abbiamo mandato via, giusto? L'abbiamo mandato via, finisce la monarchia. I romani arriveranno. I 7 re di Roma, quelli che abbiamo studiato tutti dalle scuole elementari. I romani però arriveranno più tardi, nel 238. No, giusto per orientarci con i programmi scolastici. Ecco. E quindi siamo al 510, primo trattato fra Roma e Cartagine, e la Sardegna diventa punica, o almeno passa sotto un'influenza cartaginese. E quindi potrebbe essere una buona data per mettere un punto convenzionale sulla fine della civiltà nuragica. Perché in realtà la civiltà nuragica, io parlo spesso durante le conferenze, anche in maniera, diciamo, tra virgolette provocatoria, al plurale, le civiltà nuragiche. Perché? Perché è un momento culturale che dura oltre 1000 anni, che si evolve, cambia, e ci sono almeno 2, se non più, momenti della civiltà nuragica. Senti, per fare adesso il prof mi mette 16 all'esame, no. Però vabbè. È un po' come se, giusto per rendere l'idea, è un po' come se dovessimo raccontare la storia del Novecento, della Sardegna, e dovessimo dirci a un certo punto che i sardi degli anni 20 del Novecento fossero uguali ai sardi degli anni 80. Ecco, se la dilatiamo nel tempo, scopriremo che i nostri nonni degli anni 50 o degli anni 60 non erano come noi che siamo giovanissimi naturalmente, ma insomma degli anni 2000, no? Non siamo i boomer degli anni 2000, e questo però ce lo dobbiamo poi immaginare dilatato, stiracchiato nel tempo, in un tempo lunghissimo, nel quale nel Mediterraneo succede di tutto. E la Sardegna sviluppa questa originale cultura che è quella dei nuraghi. Quando li vediamo un po', quando decidono, gli viene questo sghiribizzo? Allora, no? diciamo, innanzitutto sembra che nasca da nulla. In realtà c'è un savoir-faire, una conoscenza tecnica che inizia a partire dal Neolitico. Perché voi conoscete ad esempio il grande sito, il grande altare ciclopico di Monte d'Accoddi a Sassari. E là siamo nel Neolitico, fine del Neolitico, inizi dell'età del rame, cioè il quarto e il terzo millennio a.C. Là già queste popolazioni sanno già usare questa tecnica a secco. Quindi hanno una conoscenza che c'era nelle genti sarde anche prima dei nuraghi, che però arrivano, diciamo, quasi a un compimento attorno al XVII secolo, dove si iniziano a costruire delle
le strutture più propriamente nuragiche, primi nuraghi, ma anche là c'è un'evoluzione. Non è che i nuraghi sono tutti uguali a se stessi e nascono tutti nello stesso momento. Ci sono dei nuraghi più antichi, ad esempio i nuraghi arcaici, o che alcuni richiamano nuraghi, protonuraghi o nuraghi a corridoi, dove si inizia a utilizzare questa tecnica. Ancora non sono bravi, diciamo, ancora ad esempio non raggiungono l'apice, diciamo, dell'architettura nuragica, che è la Tholos. Però ci arriveranno nel giro di qualche decennio e quindi inizieranno già nel primo periodo di civiltà nuragica che è Bronzo Medio, inizieranno già a costruire i primi nuraghi classici, tra virgolette, cioè con la Tholos, con questo vano voltato che tutti noi conosciamo. La maestria nell'uso della pietra, e in particolare delle architetture e di sculture, non mi risulta che ci sia granché in questa fase, no? Dell'architettura delle pietre, quindi dai dolmen in poi, cioè pietra e pietra, lastrone grande, per essere proprio elementari, prof tu non mi guardare, per essere proprio elementari al massimo, e poi questa struttura base si trasforma in qualcosa di diverso. Assolutamente, ma non solo la maestria nel metterle insieme, creare delle strutture o dei bastioni, delle fortezze che vediamo, ma anche nell'organizzare il lavoro, le squadre, esatto, le squadre, la fabbrica, organizzare la fabbrica del nuraggio, quindi la cava, lo spazio, tracciare gli spazi nel dettaglio delle torri, dei senza cortili. AutoCAD. Esattamente, quindi tutta un'organizzazione che non sta soltanto nel materiale, ma anche in tanto di immateriale che si vede poi, insomma, che si vede nelle opere che sono rimaste, nelle strutture che sono rimaste, che man mano appunto nel tempo raggiungono articolazioni, complessità veramente di grande maestria. Mi viene a pensare a Santuantine con quei corridoi sovrapposti nei bastioni, o a Rubio, scale, esatto, no? le scale liquidari all'interno della struttura muraria, quindi insomma, tanto di materiale che rimane, che ci arriva fino ad oggi, ma anche tanto di immateriale che ricostruiamo indirettamente sulla base di quello che vediamo. Erano colorati, dipinti, te lo chiedo subito così ce la leviamo. Erano affrescati, erano colorati, ce li distinguiamo, li vediamo da lontano, erano rivestiti in qualche modo, ci sono nudi e crudi come li vediamo oggi? Allora, non abbiamo tracce, c'è qualche rara traccia di uso di un po' di rappezzamenti, qualche cosa, ma io credo che, come succede ad esempio nell'Edo Museiana, dove abbiamo tracce di colorazione, se fosse stata una forte colorazione avremmo trovato delle tracce che invece non troviamo. Io quindi sono poi sempre aperto a cambiare idea se troviamo dei dati nuovi. Neanche nella parte interna? No, assolutamente no. Quindi nessuno tsunami? Benissimo, no comment. Altra cosa, che tipo di società? Anche qua, nel senso che è una domanda... Anche qui stiamo parlando di 1000 anni, esatto, quindi insomma è una società che si evolve. Allora io e anche altri, però diciamo preferisco suddividere in due fasi la civiltà nuragica. Quindi per quello che ho detto prima, le civiltà nuragiche. Abbiamo una prima fase che è quella di costruttori di nuraghi. Sono quelli che costruiscono i nuraghi, usano le tombe dei giganti. Poi abbiamo una seconda fase in cui cambia la società. Il nuraghi non viene più utilizzato, addirittura non viene né costruito, viene utilizzato parzialmente, alcuni vengono abbandonati. Dalla guerra di Troia in poi, più o meno? La timeline, ce la mettiamo può lì? essere quella di datazione là. E
invece nasce una nuova civiltà. La guerra di Troia abbiamo deciso verso il 1250, più o meno. Allora, diciamo che il bronzo finale inizia in quelle fasi, attorno al 1200, 1250, mettiamo così, fino all'età del ferro. È un periodo storico un po' di transizione, vi dicevo, cambia la società e nascono anche nuove forme monumentali. E possiamo definirla così come un po' la definiva Giovanni Lio, una società aristocratica, la società degli aristoi, dei migliori. Quindi anche in questo caso sono due tipi di società diverse. Una società, nella prima fase, la società sicuramente, abbiamo dei dati contrastanti. Per la prima fase non sappiamo bene cosa ci troviamo di fronte, perché abbiamo alcuni dati che ci sembrano parlarci di capi, anche la costruzione di queste magnifiche strutture come i nuraghi, ma abbiamo anche dei dati in cui sembra importante invece l'aspetto comunitario, ad esempio nelle sepolture, nelle tombe giganti. Tombe di giganti sono sepolture plurime, non c'è un'unica persona più importante degli altri. Quindi nella prima parte, abbiamo dati un po' contrastanti. Ritengo che anche là abbiamo una società comunque, noi diciamo elitaria, una società complessa in cui ci sono dei capi. Più chiara invece la situazione nella seconda fase. A partire dal finale e il primo ferro abbiamo invece una società aristocratica che sembra prendere il sopravvento su altre fasce, della popolazione, su altre fasce sociali, e la classe che poi farà costruire le statue di Monteprano, una società di aristoi, di migliori. Abbiamo tanti altri correlati archeologici, chiaramente ad esempio l'uso di avere nei villaggi, che in questa seconda fase della civiltà nuragica prende il sopravvento sul nuraghe e ci sono delle capanne. Ci fermiamo un momento, fra un attimo. Bentornati, stiamo parlando di civiltà nuragica, siamo immersi con Marco Cabras e Riccardo Cicilloni. Stavamo parlando di un'età di trasformazione a cavallo del 1000, no? In cui i sardi che abitavano i nuraghi, cioè i villaggi nuragici che avevano costruito, no? Avevano costruito nei secoli precedenti i nuraghi, cambiano modo di essere, modo di vivere, e forse anche interloquiscono con qualcun altro che arriva da lontano. Diciamo che già da tempo, lo troviamo nelle risultanze degli scavi, sembrano esserci contatti, ad esempio con i Cenei. Quant'è questo tempo? 3-4 secoli più o meno? Sia nelle prime fasi del Bronzo Medio, però ne vediamo, ad esempio, come vediamo nel nuraghe a Rubio di Orroli, ma anche in epoca, nel Bronzo recente, già durante l'apogeo della civiltà nuragica, come appunto nel vicino nuraghe Antigori Sarroch, quindi ci sono contatti già da lungo tempo. È logico che poi, soprattutto nei secoli finali del secondo millennio, cominciano a esserci tutta una serie di contatti con levantini, fenici o comunque genti orientali che poi dell'Asia mediterranea per lo più. Libano, aree limitrofe, E quindi, però qua siamo in una fase leggermente successiva, dall'11°, il X in poi. Contatti che si svilupperanno in maniera molto più concreta nei secoli successivi, e ovviamente con i Fenici e con i primi contatti col mondo punico cartaginese. I primi contatti in che senso? Cioè,
quando archeologicamente parlando, cosa succede? Archeologicamente parlando vengono rinvenuti elementi, magari non in contesto, ma sono presenti elementi bronzei o ceramici già durante le fasi finali della civiltà nuragica. E poi ovviamente questi contatti si fanno durante le fasi della cosiddetta precolonizzazione e colonizzazione, si fanno sempre più concreti fino a entrare col 510, ma secondo alcuni studiosi già da un po' prima, pienamente nel mondo cartaginese. Sicuramente il 510 è un punto molto forte, però gli studiosi orientalisti diciamo che già stanno ragionando su 50 anni precedenti, se li giochiamo, la battaglia di Al-Aliyah, insomma, se li giochiamo un po'. In realtà diciamo, c'è questa idea, no, che è un po' passato della Sardegna chiusa in se stessa, senza contatti. In realtà ce la siamo raccontata molto. Ce la siamo raccontata noi, anche forse insomma un po'. Siamo crogiolati un po'. Un po' orgogliosi di questa cosa. Invece, insomma, se andiamo a degli studi, sin dalle fasi preistoriche più antiche, la Sardegna faceva parte invece di un network con contatti in tutto l'Occidente e tutto l'Oriente. Andiamo a pensare all'ossidiana sarda. L'ossidiana sarda, diciamo, agli inizi del Neolitico, la troviamo in Francia, la troviamo in Spagna, la troviamo nell'Italia settentrionale. L'ossidiana sarda è un fattore, insomma, di diffusione, di contatto molto forte. Ed è l'ossidiana sarda perché è stata analizzata. Adesso abbiamo un progetto per andare a controllare l'ossidiana in altri siti della penisola. Parliamo di megalitismo, la Sardegna diventa una provincia megalitica con dolmeni, miniere, statue e miniere, assolutamente con fortissimi contatti con il mondo extrainsulare, con la Spagna, con la Francia meridionale, pensiamo all'Italia settentrionale, pensiamo ai dolmeni, ai miniere. C'è questa rete delle statue e miniere, no, che si sta cucendo a partire dall'arco della firma di Giorgio La Sardegna Moro. fa parte di questa grande rete, È un curioso network che sono culturale. così E questo simili. continua, perché poi chiaramente non è che adesso posso spiegare. Parliamo di un altro fenomeno che precede un po' la città nuragica, il fenomeno campaniforme. Il campaniforme è un fenomeno pan-europeo. Lo troviamo in tutta l'Europa, lo troviamo nell'Africa settentrionale, è presente anche in Sardegna. Vuol dire che la Sardegna fa parte di un mondo più vasto, non è, come è stato un po' qualche volta raccontato, chiusa in se stessa, ma continua questo rapporto e continua poi nella civiltà nuragica. La civiltà nuragica abbiamo elementi di contatto, appunto come è stato detto già all'inizio, nella fase iniziale del Bronzo Medio, abbiamo a Nuraghe Rubbio un vaso miceneo di queste fasi. A San Cosimo Gonfanalica, nella tomba dei giganti, sempre in queste fasi iniziali, troviamo elementi di collane, elementi in pastavitra blu che vengono dal mondo Egeo. E poi andiamo avanti, poi c'è Lipari, poi abbiamo ceramiche nuragiche un po' in tutto l'Occidente mediterraneo. A Canatello in Sicilia abbiamo forse un emporium addirittura, un punto di attracco nuragico con tante ceramiche. Lo troviamo a Cipro, lo troviamo a Creta. Quindi una civiltà che tranquillamente parla con gli altri, un'apertura, un'osmosi, quindi interconnessione. È difficile anche capire chi porta idee e chi prende idee, perché c'è un contatto, un dialogo in cui le idee girano e fanno sì che la civiltà nuragica sia una civiltà viva, ricca, espansiva. Altrimenti ci spiegheremo questa lunga durata di oltre 1000 anni di queste civiltà nuragiche, come dico io. Prima hai accennato alle tipologie di sepolture collettive che sono le tombe dei giganti. In che cosa consistono? Come sono fatte? Sì, tombe dei giganti generalmente sono composte da due elementi, l'esedra e la galleria. Ne esistono diverse tipologie, principalmente due, quelle a filari, diciamo che somigliano
per semplificare un po' più nella facciata ai nuraghi, quelle a filari, e quelle diciamo considerate anche quelle un po' più antiche, quelle ad ortostati, generalmente con stele centinata. Ne esiste anche un'altra tipologia che si concentra nella zona del Sassarese, Meilogu, che è quella della tipologia delle tombe a prospetto architettonico, scavate nella roccia. Scavate nella roccia, e riproducono, diciamo, dal punto di vista figurativo gli elementi. La forbice temporale siamo dal più o meno? Bronzo medio, quindi 1700-1800 fino al 1400. Quindi 1300. diciamo un 400 anni, tirattiamo un diciamo po'. Che sono le tombe di questa prima fase. Di questa prima fase. E perché lasciano le Domus de Janas? Le Domus de Janas sono un'espressione di civiltà preistoriche più antiche, cui c'erano evidentemente rituali, però c'erano evidentemente rituali, c'erano idee religiose, funerarie un po' diverse. Contiamo che queste Domus de Janas vengono chiuse praticamente, le Domus de Janas si iniziano a costruire con la fine del Neolitico, la cultura dei Ozieri, e vengono riutilizzate da tutte le culture che vengono dopo. Diciamo che vengono... Dandola in numeri. Sì, possiamo dire il quarto millennio, tutto il quarto millennio, il terzo millennio, sino agli inizi del secondo millennio. Praticamente l'uso delle Domus de Janas finisce, si conclude, tranne qualche eccezione, poco prima della civiltà nuragica. Quindi con il vento del megaletismo siamo più nel bronzo imponente. medio, che è una fase un po' di passaggio in cui si chiude in qualche maniera la fase preistorica e inizia la fase protostorica. E a questo punto, con queste nuove strutture, c'è la tomba dei giganti, che come dicevo prima è una tomba molto interessante perché sono delle tombe collettive e, contrariamente a quello che succede in altre parti d'Europa, non abbiamo, come dire, dei corredi. Quindi non capiamo bene. Ma perché non ci sono rimaste, perché li hanno qualche cosa forse, però diciamo... tendenzialmente riteniamo che non fosse usanza quello di deporre corredi. Quindi è per questo che troviamo più persone sepolte e non sappiamo bene a cosa si riferiscono, se siano delle persone che avevano un certo grado di importanza all'interno della società, oppure se si tratti, diciamo, di persone appartenenti a un aspetto, diciamo, tutto il gruppo tribale. E questo è uno dei problemi di queste fasi molto antiche. E l'archeologia non ci ha dato... Ci sono tanti studi. Noi riteniamo che, ad esempio, ciò di cui vi ho parlato prima, la presenza di manufatti che vengono dal di fuori, parli della presenza di un'elite, di una classe egemone. Perché? Perché rispetto nell'archeologia dell'età del bronzo, l'elemento che viene da fuori è considerato un elemento di grande ricchezza, è un elemento, diciamo, esotico, mettiamolo così. Uno status simbolo. Esatto, quindi la presenza di pochi elementi, perché tipo a San Cosimo con Stanatica qualche elemento c'è, a differenza delle altre tombe giganti. La presenza di un manufatto miceneo molto antico del bronzo medio a Nuraghe Urbio ci parla di qualcuno che poteva permettersi di acquistare a termini impropri, perché non c'erano monete, però di scambiare e di possedere uno strumento del genere. Ci parla dell'esistenza dell'elite. Quindi noi crediamo che anche questo rituale delle tombe giganti possa essere anche in qualche maniera, possa mascherare con delle usanze anche l'esistenza di diversità tra i vari ceti sociali. E quindi riteniamo che comunque anche in questa fase ci sia questo, diciamo, questa divisione in classi, che invece sarà molto più chiaramente leggibile nella fase finale dell'età del ferro. Nella seconda parte del secondo millennio avanti Cristo. Ci vediamo fra un pochissimo, aspettateci, e continueremo a parlare di civiltà nuragica. Bentornati, stiamo parlando di sardi del secondo millennio avanti Cristo e fino alla prima metà del
primo millennio avanti Cristo, la faccio difficile, diciamo fra il 1800 e il 500, abbiamo deciso la data, 510 avanti Cristo, in cui i libri di storia sanciscono lo sviluppo diversificato e le declinazioni nelle quali i nostri progenitori sardi avevano dato vita alle fasi della civiltà nuragica. Ti è piaciuto, professor Cistilloni? Bene, superato, meno male. Dove vivevano? Abbiamo parlato di tombe, abbiamo parlato di nuraghi, e dove vivevano? Presso villaggi di capanne, sostanzialmente. Capanne in pietra, capanne in legno, capanne in quello che mista. si rimane ad oggi sono quelle, diciamo, con lo Serralinta zoccolo l'abbiamo lasciata e Sì, siamo sì, partiti. Serralinta è un po' più antica. Appunto, l'abbiamo lasciata. Villaggi presso nuraghi, Quindi c'era questo, presso nuraghi, presso proto-nuraghi o nuraghi arcaici, anche villaggi senza nuraghe. Quindi Anche villaggi senza sì, nuraghe. senza presenza diciamo, della torre nuragica o più o meno complesso, del nuraghe più o meno complesso. I vani sostanzialmente si affiancano. E ci siamo detti un perché non avessero un nuraghe? A noi ci piace, è così bellina, no? L'idea del villaggio con il campanile, è la una questione chiesa. cronologica. Cronologica. Nel senso che in realtà sempre in questa prima fase Mi stiamo smontando tutto quello che avevamo imparato, lo stai smontando. No, in base ai dati, in questa prima fase vivevano soprattutto nei nuraghi. Vivevano nei nuraghi, Esatto. quindi hanno un uso abitativo. Anche abitativo. Ragazzi, segniamo, hanno un uso abitativo. Ma questa è una cosa che diceva già il famoso canonico Giovanni Spano nella seconda metà dell'Ottocento. E però Lilliu ci parla poi di uso militare. E come facciamo? Possiamo anche parlarne di questo aspetto, sì. però puntualizziamo questa cosa qua. Quindi in qualche capanna, perché iniziano ad esserci delle capanne anche molto antiche, diciamo alle fasi iniziali del Bronzo Medio, ad esempio presso il nuraghe Talei ed altre, però in realtà il villaggio esplode col bronzo finale, quasi come se il nuraghe viene abbandonato, anche se comunque loro lo sentono proprio, tanto è vero che lo rappresentano con delle figurazioni, con delle sculture. I modellini di nuraghe, i modellini di villaggi. Invece, diciamo, ci rispieghiamo così quei castelli in sculture a Montipramma, giusto per intenderci. Invece il focus, il centro della loro vita diventa il villaggio, per cui i villaggi che noi vediamo sono di queste fasi finali. Quindi, infatti la cosa curiosa, noi conosciamo tutti su nuraghi barumini, l'idea però Ferrucci uguale? Anche Ferrucci, il villaggio del bronzo finale. Quindi noi vediamo il nuraghe di Sonuraghi, vediamo il villaggio. Allora normalmente, giusto, un non esperto pensa che sia un tutt'uno. No, il villaggio è più recente rispetto al nuraghe. Quindi il villaggio di Sonuraghi di Barumini ha varie fasi, però c'è il bronzo finale e il primo ferro, mentre il nuraghe è del bronzo medio, bronzo recente. Quindi sono due entità un po' diverse. Quindi è logico che esistano dei villaggi senza nuraghi, perché sono costruiti però in queste fasi. E qua torniamo a ciò che diciamo prima. Non possiamo parlare di città nuragica tout court come un unico complesso. Esatto. Ogni fase ha le sue caratteristiche, quindi è una civiltà, diciamo, veramente complessa che dobbiamo analizzare in tutte le sue manifestazioni, anche, diciamo, seguendo la cronologia, seguendo la linea del tempo, come dicono i bambini delle elementari. Villaggi, stavi parlando di villaggi fatti di case fatte come? Circolari, capanne, quadrangolari, rettangolari? Ad esempio nel villaggio che scaviamo da ormai 10 anni, i vani non sono a Villa Verde, al Bruchessomo di Villa Verde, taluni sono circolari, taluni ambienti di questo villaggio sono circolari, altri ad esempio
subtrapezoidali, forme più allungate, insomma le forme sono svariate, anche perché dipende anche dal momento in cui vengono ricavati, anche tra in un secondo momento, esatto, tra capanne preesistenti vengono aggiunte. Il piano casa, esattamente, si dice, no? esattamente, Il piano esattamente. E quindi sì, ad esempio tornando al villaggio di Brunquesum, che è comunque un villaggio almeno il quartiere che scaviamo noi appartiene alla fase finale, al bronzo finale, si articola all'interno di intorno ad uno spazio centrale, probabilmente utilizzato prima di tutto da spazio per insomma varie attività, e intorno a questo una piazzetta, esatto, una piazza intorno come a questo, sono coevi, è la stessa tipologia. Quindi piazzetta, immaginatevi una piazzetta Savrazza e Sballus, come si diceva una volta. Il prof mi mette, siamo scesi da 15 a 12, però dai, va bene. Una Piazza e Sballus, un lastricato in pietra abbastanza, insomma, ballabile, no? Ballabile, con annesse delle capanne. A Serucci sono per lo più circolari, quasi fossero delle lolle interne, delle capanne, delle stanze con lolle interne ad i recinti, ciascuno comunicante con l'altro anche attraverso degli ottoli, no? In questo caso è una tipologia, una versione un po' pop della cosa, però insomma più o meno, giusto per rendere l'idea, in qualche maniera, se vogliamo, appunto la casa campidanese, diciamo, gli somiglia. Quindi abbiamo appunto spazi centrali, infatti si chiamano anche degli isolati, vengono chiamati casa isolato, oppure casa a corte centrale. Qui abbiamo uno spazio centrale appunto comunitario di passaggio e attorno una serie anche di a Sedilo, se non ricordo male. Quasi tutte queste, noi possiamo citare il Bruncumadugui di Gestri, il villaggio del bronzo finale, e nel nord Genna Maria, è vero, abbiamo ad esempio a Dorgali. E nel nord della Sardegna uguale, le tipologie sono più o meno... Abbiamo Sant'Imbenia, giusto, è vero, Sant'Imbenia, giusto. E attorno le strutture, quindi è una tipologia che in realtà inizia a Tarros, forse anche addirittura nel bronzo medio, nelle prime fasi, però poi ha il grande boom con questa importanza che assume il villaggio. E quindi abbiamo queste case e là possiamo immaginare che vivessero dei gruppi sociali, dei gruppi magari, ad esempio a Brunquesum, il villaggio che noi scaviamo, abbiamo trovato tanti vani con una funzione diversificata. Il vano più in alto, centrale, grande, voi contate che ha ancora una muratura residua di quasi 4 metri. Vuol dire erano dei piccoli nuraghi, anche se erano delle capanne, con un diametro di 5 metri e 70, una cosa direi impressionante, non l'ho visto, insomma, venite a vederlo, ve ne rendete conto di persona. E probabilmente abbiamo fatto gli studi, una mia allieva ha fatto una tesi di laurea sulle ceramiche, dove è un luogo dove avvenivano c'erano delle occasioni socialmente investite, forse dove vivevano o facevano delle cerimonie, delle libagioni particolari all'interno di una struttura di questo tipo. Addirittura abbiamo trovato in questa capanna dei palchi di cervo integri lungo il muro e noi pensiamo che fossero infilati nella muratura. Quindi immaginate questa cosa spettacolare scenografica, uno entrava là, c'era un bancone e poi tutti questi palchi sulla sommità. La casa del cacciatore, aiuto. Ma io credo che fosse magari un luogo in cui questo piccolo gruppo, non tanto culturale, perché questo piccolo gruppo, la categoria culturale è mista in queste popolazioni anche con il sociale, quindi probabilmente abbiamo visto che probabilmente bevevano delle qualcosa, quindi magari si riunivano per parlare, per decidere in una struttura di particolare il sacro e profano, insomma, era l'amministrativo. Allora, noi sappiamo che ad esempio
chiaramente un confronto così un po', poi i patti di cerro venivano fino agli anni 50 infilati nelle murature pinnetas con fini apotropaici per tenere, diciamo, lontano il male, il malocchio, no? E quindi non è chiaramente non è la stessa immagine. cosa, però diciamo una suggestione che ci piace ricordare. È una bella slancio narrativo, no? No, tra l'altro dalla capanna adiacente, probabilmente funzionale a questo spazio, usiamo comunitario, abbiamo trovato un grosso recipiente, contenitore di liquidi che veniva in terracotta, impermeabilizzato con la cera d'Appi, è uno dei primi rinvenimenti per l'età del bronzo nell'Europa occidentale, e quindi un dato importantissimo. Quanto? Di 1 metro di diametro, alto quindi più di 1 grande metro. di questo tavolo. Sì, un grosso ziro con le ANSE AD di questo periodo. C'è una nostra collaboratrice che insegna, una nostra collega non collaboratrice, la professoressa Laura Fanti, che si occupa di queste analisi archeometriche, di studiare, perché si cerca di capire. Adesso abbiamo dei metodi analitici molto avanzati, addirittura è stato fatto a Nuraga Rubio e in altri siti, bisogna cercare di capire cosa si trova all'interno, con queste analisi chimiche, cosa questi contenitori contenevano. Quando si dice che l'archeologia è multidisciplina, no? È una multidisciplina, un assemblea di tante discipline. Ci vediamo fra pochissimo, parliamo ancora di civiltà nuragica e di sardi, di nostri antenati sardi di qualche millennio fa. A fra un po'. Bentornati, stiamo parlando di civiltà nuragica, di questo lungo tempo, ci diamo quasi 1500 anni, post-prof quasi 1500 anni, in realtà un po' meno, però insomma più o meno. Di storia di sardi che si evolvono, si declinano, cambiano usi, abitudini, cambiano luoghi nei quali vivere, o meglio rivivono in modo diverso dei luoghi che hanno prescelto. Intanto come si domina il paesaggio? Perché c'è una scelta precisa, strategica, non è che nascono i luoghi abitativi, nascono così, a caso. Sì, assolutamente, c'è questa scelta che abbiamo avuto la fortuna di indagare in questi anni tramite delle analisi territoriali, quindi andando a ricercare i monumenti, a trovarne di nuovi anche, ci è capitato, e quindi a indagare un po' il posizionamento di questi territori, come si rapportano. Diciamo che spesso c'è un interesse più anche nell'aspetto del dominio visivo su grandi spazi. Amano gli orizzonti di controllo. Sì, tantissimi. Non sempre, capitano anche, la maggior parte sì, però capitano anche magari presso zone di passaggio, dei canaloni che presidiano in presenza proprio. Oppure è la classica vista dei nuraghi daleggiare verso le colline, che ne so, se pensiamo alla zona della Marmilla, Monte Arci, giusto per citarne qualcuno. L'OL, no? Esatto, Sì. Diciamo che sembra di vedere adesso insieme a ovviamente la geografia di oggi non è la geografia di vedi, ho recuperato. Diciamo che noi stiamo da vari anni, il dottor Cadas, altri collaboratori, il dottor Porceda ed altri, stiamo facendo una serie di studi territoriali anche con colleghi di spagnoli e stiamo cercando di valutare, proprio capire il perché. Perché è un luogo che l'altro. L'acqua, diciamo che, i fiumi, diciamo che il termine strategico è un po' fuorviante, perché non c'è un vero e proprio volontà militare. Strategico riporta no, io pensavo alla strategia invece diciamo che c'è più una volontà di un controllo di tutte le risorse del territorio. Una, la dicevi tu, l'acqua, le vie di comunicazione,
ma I anche le zone boschi, di pascolo, no? i boschi. zoni, le zone dove potevano praticare l'agricoltura. È per questo che a volte li troviamo anche in posti non di dominio visivo, perché evidentemente quel monumento stava là a controllare, ad esempio, le aree in cui coltivavano. E quindi diciamo che avevano una grande volontà di controllare il proprio territorio. Tenetevi forte, sto per fare la domanda più difficile, ma la riservo al prof. Vediamo. Senti, ci sono dei nuraghi che proprio non avevano l'elicottero, non avevano mezzi militari di trasporto, come hanno fatto a costruire sul cucuzzolo della montagna, arroccato su una roccia. Come potevano costruire e portare fin lassù? Perché in zone dove ci sono fiumi, Sì. me li spiego un po', insomma, con zattere, più o meno, tanto tu mi stai bocciando, quindi in qualche modo li dovevano portare. Ma lì su, sul cucuzzolo della montagna, come caspita sono arrivati a portare Allora, la volontà era quello del controllo, quindi zona, come dicevate voi, non sono di grande, sassolini, di non grande sono dominio Lego. visivo. E quindi, diciamo, fermo restando la grandissima capacità architettonica, loro amavano utilizzare la roccia di base, perché al contrario delle nostre moderne abitazioni o costruzioni, dove si facevano delle, diciamo, si fanno le fondazioni attualmente, anche, insomma, negli anni passati, la usavano i nuraghi, che usavano proprio la roccia naturale come base, che inglobavano, avevano le fondazioni e usavano diciamo come materiale la pietra del luogo. Quindi non è che la portavano da chissà dove, la prendevano da dove era. Ma portarla sul cucuzzolo Non della la portavano, montagna. il cucuzzolo stesso era una fonte. Diventa cava, tu dici? Esatto. Cioè, Quindi, sfrutto la cava, quello come luogo della cava naturale. Quindi non Ma facevano senza, grandissimi sentimi un po' trasporti. Riccardo, ma senza acciaio, senza martello pneumatico, senza seghe metalliche, come facevano a tagliare queste pietruzze? Qualcosa di metallico ce l'avevano, siamo già nella piena età del bronzo, quindi strumenti anche metallici. Ma costicchiava un po' il bronzo, Sì, però esisteva un buono strumentario, quindi anche delle seghe sono state trovate. Però c'è un fattore che noi non consideriamo. Il ferro inizia un po' più tardi, appunto con l'età del ferro, a partire dal 900-800 a.C. Anche qua dovresti invitarmi un'altra puntata perché c'è tutta una storia. Non ti avete il sismi, sto per arrivare alla minaccia finale, non ti preoccupare. No, però dicevo, e poi c'è il fattore tempo, cioè noi pensiamo dobbiamo costruire una casa in 6 mesi. Cioè l'appalto fiscale, la rendicontazione. Loro invece erano dei monumenti, io non so quantificare perché veramente non ho dati, ma che venivano costruiti in vari anni. Abbiamo la 131, ci diamo tempo, 20 anni per costruire un monumento del genere. Ciò non toglie la veramente straordinaria capacità di queste costruttive. Io ho scavato uno dei nuraghi, sono qui, ho avuto la fortuna di lavorare, contratto con dei maestri come Enrico Azzeni e Merenzano Usai. E là abbiamo visto che c'era la cava, questo era un monumento particolare, viene costruito col materiale del luogo, in pratica, quindi non trasportavano, avevano già il materiale del luogo. Certo, c'erano maestranze? Abbiamo queste fabbriche, utilizzavano delle maestranze locali e non... Queste tolos che mi ricordano quella bella romantica tomba di Atreo, chissà se era veramente molto di Atreo. Diversa, anche un periodo un po' diverso. È logico che per cavare, sbozzare, insomma, tutto questo materiale ci dovevano sicuramente essere tutta una serie di specializzazioni che probabilmente magari lo facevano anche di mestiere, quindi si spostavano per altre opere nel tempo? Punto di domanda, ovviamente. Seguivano le gare d'appalto, diciamo. No, chissà se avevano delle gare d'appalto. Sono stati costruiti talmente tanti in un tempo comunque ampio, ma comunque limitato, con un numero che tra pozzi, tombe, nuraghi supera i 10.000, o sfiora i 10.000. Quindi probabilmente o c'erano delle maestranze specializzate, anche pensare che ogni comunità
dovesse allevare una serie di specialisti, magari sì, è un po' difficile. Quindi, insomma, l'importante è C'erano farsi, delle ditte specializzate più di altre, magari tutti sapevano fare un po', ma c'erano delle ditte specializzate più di altre. Vi propongo una suggestione. Immaginiamo un drone, siamo diciamo nel 3000, facciamo cifre tonde, siamo nel 3000 avanti Cristo e andiamo con un drone o con un elicottero, dai, concediamoci un po' di comodità, andiamo con un elicottero lungo tutta la Sardegna e giriamo le nostre immagini, poi switchiamo nella nostra macchina del tempo e passiamo al 1000. Che tipo di Sardegna abbiamo meno di 4 minuti? Che tipo di Sardegna abbiamo nel 3000 e che tipo di Sardegna invece abbiamo nel 800? Allora, A giganti fatti. allora, nella prima fase tu vedresti queste migliaia e migliaia di nuraghe con una Nel 3000? No, stiamo parlando all'inizio, stiamo parlando Nel dicevo 3000? 3000 anni fa, no. Ah. E allora, nel 3000 abbiamo una popolazione siamo quindi nell'età del rame, abbiamo vari villaggi. Copertura falasco? Con queste coperture sono di vario tipo, le abbiamo parlato, ce ne sono anche quadrangolari, ad esempio con la cultura di Monteclaro, che è una cultura attorno al 2500 a.C. E abbiamo tutti questi villaggi, abbiamo dei dolmen ancora, si vedono delle museiane, qualcuna si vede, qualche altra non si vede perché è sotterranea, si vedono dei menhir, si vedono sotto il menhir, si vede se vai vicino a Sassari, Monte d'Accoddi magari. La cosa cambia drasticamente, poi... Scusami, me lo rubo mezzo minuto, ma la possiamo chiamare Ziggurat o no? Assolutamente no. Ah, ok, benissimo. Ci dedichiamo un'altra pagina a questo. Non c'è nessun, diciamo, veramente, nessun aggancio né tecnologico né culturale. Ok. E la cosa cambia switchando, quindi passiamo da una fase in cui abbiamo questa isola dei nuraghi, come abbiamo detto, quindi attorno al Tutto il 2000, tutto il secondo millennio abbiamo c'è un fiorire continuo. A un certo punto questi nuraghi vengono un po' abbandonati, qualcuno viene distrutto, quindi esistono ancora, però un po' non è importante. Nascono invece dei grandi villaggi. Quindi c'è nell'età del ferro questa dinamica che troviamo anche da altre parti. Mentre prima avevamo un insediamento sparso con tanti siti e tanti insediamenti, abbiamo invece pochi siti però di grande importanza. Questi grandi villaggi che in alcuni luoghi chiamiamo città fenicie a un certo punto, oppure... Poi arrivano i fenici, in realtà noi riteniamo che ci siano stati dei contatti ma non così tanti, quindi a un certo punto c'era un po' un vivi e lascia vivere, quindi un'evoluzione un po', ognuno un po' per conto proprio, anche senza neanche troppi contatti. Diciamo che poi pian piano, a partire dall'ottavo, settimo, sesto, diciamo, l'etno nuragico tende a svanire. Ci sono nuovi arrivi, troviamo ceramiche che vengono dalla Ionia, per la gioia dei ceramisti, no? Abbiamo gli Etruschi e così via. Pian piano va a scemare e non la troviamo più. E cosa troviamo? Invece siti prima fenici, poi punici e infine romani. Quindi la città dei Sardi molto tranquillamente, senza credo nessun episodio traumatico, svanisce. Vale il precetto televisivo per un altro appuntamento dedicato ai sardi antichi? Vale, lo giudico. Grazie a tutti voi per averci seguito. Alla prossima e grazie a voi.